Ottava corsa, una prova di alto livello per cavalli di 3 anni, vincitori di almeno 7.500 euro in carriera, quindi prova aperta a qualsiasi tipo di somme vinte nella carriera. Ci sono cavalli molto ricchi nel loro palmarès e nel loro conto corrente. 1 Calypso degli Dei, 2 Colosseus, 3 Chance e K, 4 Carosio Light, 5 Calenita, 6 Ceres Prav, 7 Carlo Magno Desi. Allineamento che si completa lungo la curva di sinistra, tende a ritrarsi dal 6 Ceres Prav. Gli altri sono tutti bene dietro la macchina, galoppa Colosseus, galoppa Carosio Light e si parte con Chance e K che va davanti nei confronti di Calypso degli Dei, poi numero Carlo 4, Magno Desi, Light, ancora Calenita e Ceres numero 2, Prav. Colosseus, Sbaglia anche Calypso degli Dei squalificato. e allora Chance K rimane in vantaggio nei confronti di Numero Carlo Magno 1, Desi, Calypso Calenita degli Dei, e squalificato. Ceres Prav dopo 200 metri passati in 15,3. La sagra delle rotture in partenza, rimangono in 4 con Chance K che ha preso la testa a spesa 0 e ovviamente ha molto dalla sua parte, 400 metri in 31,2, che per questa categoria vuol dire davvero andare tanto piano. Chance K in vantaggio, Carlo Magno Desi nella sua scia, Calenita in terza posizione e Ceres Prav in quarta. 600 metri che se ne vanno in 47,5. Si passa davanti alle tribune, Chance K, Carlo Magno, Calenita al largo, Ceres Prav alla retroguardia e si completano così i primi 800 in 1,2 con Chance K che guida, Calenita che si impegna all'esterno, Carlo Magno lungo la corda, ancora Ceres Prav e siamo al chilometro di una corsa che per il momento non ha dato modo di entrare nel vivo. Chance K continua all'avanguardia, Calenita si impegna all'esterno, fa fatica però ad agganciare la leader, lungo la corda c'è Carlo Magno Desi, poi Ceres Prav che prova a venire all'esterno. La dritta line 14,5, Chance K cerca la fuga da Carlo Magno Desi che è sempre incollato alla sua scia. Cede invece Calenita, prova a venire in mezzo alla pista Ceres Prav, la retta d'arrivo per Chance K che allunga da Carlo Magno Desi che prova a dare il parziale, ma Chance K ha risparmiato troppo durante il percorso, vince facilissima nei confronti di Carlo Magno Desi. Al terzo Calenita avanti a Ceres Prav, 1,14,5, 28,3 la chiusa ovviamente svelta. Pietro Gubellini che raddoppia il successo di Dudu Jet con Chance K, ancora Fausto Barelli al training, questa volta i colori di Graziano e di Caprani. Il successo facilissimo della figlia di Nadal Shiba in percorso di testa. Al secondo Carlo Magno Desi, al terzo Calenita, successo per Chance K. Pietro Gubellini.